Buongiorno. Buongiorno, se il buongiorno si vede dal mattino, metti un applauso, che caccia il computer. No, stavo dicendo, mi hai deriso sicuramente per un sacco di tempo. Anche per un sacco di cose. No, soprattutto per lo scotch. Ah, sì. E chi di scotch è colpisce, di scotch perisce. Devo dire che in questo caso è una soluzione però momentanea, perché io dovendo tenere un connettore elettrico, insomma, io che ci porta la corrente alla... Si sente male questo microfono oggi, perché? Che cosa hai cazzuliato? No, niente, si sente una specie di strano. Ci sono cose mungiute, che cos'è qua? No, penso no, niente. Ci abbiamo tecnici, vuoi chiamare uno dei nostri 44 tecnici che stanno in questo di là? momento non possono passare perché ci sono 1000 ascoltatori. 1000 rotte persone. 1000 rotte. Poverini. Lo dico così per cronaca, microfono spento oggi è una giornata veramente da ricordare. Perché? Così, perché ci stiamo così divertendo. Ma non dire spento. Cose che poi la gente dice, ah, ma chissà che hanno fatto. Esatto, stavo per dire ma non è carino per chi qui non c'è in questo momento. Stato che carino. È giusto che se la deve godere il Giuffatoffo di esaurito 79, queste cose. Non è giusto. Ma l'hai visto che c'è nel naso? Che c'è nel naso? La uccola. Una uccola c'è, questa non è uccola è la boccola. Quello è un orecchino, insomma, un piercing. Ti sei fatto il piercing nel naso. Non so se state notando come là queste capite sta giornata. Lo dico per chi vede su YouTube poi questa cosa. Cioè pare i pospera quando uno uduma e poi lo studia subito per stesse forma quella capocchietta nera perfetta. I pospera l'ardua sentenza. Ti vuoi girare un attimo le spalle per favore? Non è in Bosporo studato? È uguale, perfetto. Bene. Vieni a trovarmi ad Adrano. Vieni da sola. Sì. Ti faccio impastare la pasta con me. Piano, attenzione. Ti insegno. Sì. Come si fa il pane. Ecco. Prendilo in mano. Il pane, naturalmente. Il pane. Ci mancherebbe. Vieni a trovarmi. Per il tuo compleanno. Certo. Un corso di impasto gratuito. Auguri, Rosetta. A Bisacquino sono le 12:05. Dov'è Bisacquino? Non ti giuro che non me lo dico. Cioè lo so dov'è, ma adesso non. Credo che sia provincia di Palermo. Devo lavorare. Io ho vinto i nomi dei politici, infatti sono venuto a ritirare. Io il buono del lavaggio. Te lo subito. Infatti mi hanno fatto vedere qua alla radio che registrava. Non c'è né di chi bere. Vabbè, per chi non l'ha mai visto. Intanto vedo che accanto a te si è già seduto, ha preso posto Giuseppe Morelli, che detto così dice vabbè Giuseppe Morelli, invece no, va da chi è? Sei direttore? Direttore del centro ricerca e sviluppo Diogenes. Cioè che già tu dici, ma allora cazzo è fatto. Di cosa stiamo parlando? Delle applicazioni per l'iPhone. Sapete tutte quelle piccole icone che vanno poi a popolare lo schermo del vostro iPhone? Come nel caso dell'applicazione di RSC. Siccome ho parlato un sacco io, adesso facciamo parlare Giuseppe Morelli, direttore del centro ricerca e sviluppo Diogenes di Catania. Esatto. In realtà la nostra, le nostre prestazioni nascono da una collaborazione con l'Università degli Studi di Catania, quindi non siamo molto lontani dal mondo accademico, anzi collaboriamo su diversi progetti. Quindi di fatto noi abbiamo sviluppato una decina di applicazioni e la maggior parte di queste si basano appunto sull'applicazione di algoritmi a soluzioni di giochi. Anche questi sono algoritmi. Esattamente, anche quelli per la risoluzione del cubo di... Esatto. E la cosa che ora ti passo subito la palla per una battuta delle tue, visto che sei così simpatico. Uno dei giochi fondamentali si basa sulle palline. Hai visto? Nella vita è sempre una questione di palline. Ci mancherebbe altro. Questa volta non girano, ma si devono colorare, diciamo. Ah, fantastico. Quindi, ci sono volte in cui si colorano le palline, non è che per forza devono girare, ci sono volte che si ingrandiscono. Dipende. Io ho già scaricato l'applicazione di Radio Studio Centrale e devo dire che l'ho fatto in una maniera semplicissima, perché sull'iPhone basta semplicemente andare sulla pagina, diciamo, con il menu del telefono che vi appare con tante icone, tra le quali c'è quella di Apple Store, che ovviamente di default proprio sta lì perché ce l'hanno messa, è fatta apposta. Si va a cliccarci sopra col dito, sapete che l'iPod è un touchscreen assoluto, e vi si apre questo Apple Store. Basta scrivere Radio Studio Centrale, ma anche soltanto RSC se volete, e vi appare proprio un elenco
dico con le parole radio, studio e centrale. La cosa che mi piace di Giuseppe Morelli è che è uno che insomma è chiaro quando parla, e poi è direttore del centro ricerca e sviluppo Diogenes e anche docente universitario. L'unica cosa che non capisco è come che abbia fatto il militare con Fabio Formosa. Questa è una cosa che io non riuscirò a capire mai. No, scusate, ma ogni tanto ci facciamo anche un po' di fatti nostri, come è giusto che sia. Qui accanto a me c'è Antonella e soprattutto di fronte non c'è Castiglia. Questa è la cosa soprattutto più bella. Di fronte non c'è Castiglia, ma c'è Esaurito 79. Cioè, parla tranquillamente. Non c'è lui, se n'è andato. Ha lasciato posto a me. Vabbè, no, tra un po' arriverà, sicuramente si sta intrattenendo con qualcuno degli ospiti, perché come sapete ogni giorno abbiamo tantissimi ospiti, quindi è anche giusto intrattenersi con loro. E io mi stavo chiedendo, per esempio, per quale motivo tu ancora, cioè, arrivi in ritardo alla trasmissione e ancora non ti sei neanche fatto così un po' di coiffure. Ma perché? Così. Ma qua ferro. La vuoi smettere? Serenere di Tiziano Ferro adesso si è capito Sì. che era ispirata a quella vacanza di 15 giorni in Kenya, dove per lui sono state sere nere, assolutamente E non nere. perché ha perduto giocando a carte. Dice coi Masai, Masai, quasi quasi. mica solo Masai. Vabbè, lasciamo Quasi, perdere. quasi. Per favore fate un appello alla Acoset, che è un'azienda che produce calze, no? No. Cos'è? L'Acoset si occupa di acqua, distribuzione Ah, non dell'acqua. produce calze? No. Acoset? Acoset, no. Acoset. Perché, scusa, forse certo, se produceva calze era Icoset. Icoset, Perché esatto. una sola che faceva? Facevano solo le sinistre, solo le destre? Acoset, Icoset, giusto? Vabbè, poi ancora, ciao ragazzi, sono al reparto cardiaco del Cannizzaro e vi sento piano. Potete dire agli infermieri di mettere un po' di volume, grazie? No, non vorremmo che poi quando ci No, sparo, per favore. capito? Cioè, tu immagini, no? A tutto volume. Salto Al in reparto aria, del dai, Cannizzaro. ti prego. Spatte cardiaco. No. Immagino, no? Cioè, a perdere il signore per cavolo ci vuole un attimo, capito? C'è fatto. Già ci hanno messo 6 bypass, ci arriva una mitragliata di alla catalla e perdiamo il signore per cavolo. Non è il caso. Non è il caso. Che l'anno nuovo ci si vuole, il signore per cavolo si vuole godere. Scusate. C96, Ma me lo chi spiegate perché sei? dopo 800 euro dei phone non posso sentire la trasmissione sul cellulare? Ma non è che per caso c'entra il signor Formosa? No, decisamente Ma no. che è sto buddello? Bravo, Bisacquino si trova esattamente in provincia di Palermo. Un caloroso saluto da Mario Sub by Zafferana. Tonietta, la vuoi smettere? Accusiamo lui. Ma quando mai? Il trapanatore No, là sarà sotto, qui il Antonio Noghi, Sylvester, qui. sì. Oggi sto pensando che sono uno scarognato e Chino d'Embrogli e dire se vinci 100 euro ogni tanto. Hai capito? Il problema è Ma il questo. problema è che sì, Chino d'Embrogli perché continui a giocare per vincere Esatto. 100 euro e ne hai persi più di 1000. Sei patoffo, capito? Ciao Giuseppe e Fabio, oggi per farla completa ci mancava solo Esaurito 79 andare a radio. Siete troppo persi. Un ciao da Arena. Chi è Arena? Ciao Boh. Peppe Arena. Ciao Peppe Arena. Così, Ciao, oggi mio non lo amico. salutavo. Vabbè. Tanto non sapeva. Il mio responsabile al lavoro, che reputavo un amico, al mio rifiuto di non fargli più lo sguattero a casa, mi ha licenziato. Può capitare bene, anche una cosa del- Ma che ha fatto bene. Ha fatto Dai, bene. ma Ma cosa? succede tutto a fare, se la fare una cosa falla, no? Vabbè. Fabio Formosa. Giuseppe Castiglia. E alla Catalla! Mi piace alla catalla, ma scudo alla catalla, mince per qua alla catalla, alla catalla.